Benvenuti alla lezione di tecnica numero 9. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 22 e abbiamo una pagina intera con 6 esercizi che sono abbastanza simili a quelli di pagina 20, dal numero 3 al numero 8. Questi dal numero 11 al numero 16 vedono adesso una successione tra le dita più complessa, perché a differenza degli esercizi di cui dicevo prima, stavolta le dita sono differenti, quindi con le due mani dobbiamo praticare una articolazione diversa. E allora vediamo il numero 11, partiamo, le note sono uguali, quindi abbiamo do, re alla prima battuta per tutte e due le mani, così alla seconda do, mi, do, fa, do, sol e do di conclusione. Ogni battuta da ripetere un po' di volte, quindi le stesse raccomandazioni fatte per gli esercizi dal numero 3 al numero 8, ma adesso attenzione massima perché dobbiamo praticare due tipi diversi di estensioni delle dita e quindi di articolazioni. Andiamo a vedere. Allora vediamo le note, mano destra il solito do sopra quello centrale, quindi le note da do con il pollice, mano sinistra il do con il mignolo sotto il do centrale. Allora, prima di tutto la caduta sui due do, poi analizziamo una estensione per volta, quindi prima la mano sinistra dobbiamo suonare il re con il quarto dito, quindi dobbiamo estendere anulare, medio e indice, pollice come vedete immobile, fermo, mentre la mano destra dobbiamo estendere l'indice da solo. Proviamo tutte e due le estensioni. Vedete come io ho proprio immobili le braccia, i polsi e i pollici. E adesso percuoto. Vediamo di nuovo il do. Stavolta è facile perché mignolo da solo a sinistra e pollice da solo a destra. Poi di nuovo re, quindi anulare, medio e indice a sinistra e solo indice a destra. Provo a realizzare il tutto un po' più velocemente e quando ci sono riuscito mi fermo. Sulla prima nota della seconda battuta, di nuovo mi, dobbiamo adesso suonare, di nuovo do, chiedo scusa, dobbiamo adesso suonare il mi a destra e anche il mi a sinistra. Quindi a sinistra di nuovo estensione di anulare, medio e indice per suonare il mi, mentre per la mano destra tutte per suonare il mi. Procediamo insieme alla prova dell'estensione, pollice sinistro fermo, immobile e via. Adesso mano sinistra do con il mignolo, quindi devo estendere mignolo e anulare, fermi indice e pollice, mentre a destra pollice da solo. Proviamo insieme l'estensione e via. Di nuovo come prima, tutte a destra, anulare, medio e indice a sinistra, anulare il mignolo a sinistra, pollice da solo a destra. Cerco di realizzare il tutto un po' più velocemente. Mi preparo per la battuta successiva. Di nuovo do e quindi stesso discorso di prima, mentre adesso il fa a destra tutte, vedete, e a sinistra solo l'indice, quindi vedete si muove solo l'indice. Provo l'articolazione, anzi l'estensione in questo caso, e una volta viste come devo estendere le dita, percuoto. Sinistra, mignolo insieme ad anulare e medio per il do, pollice di nuovo da solo a destra. Insieme, indice da solo a sinistra, tutte a destra. La prova dell'estensione è fondamentale, vi aiuta a rilassare. E vado avanti, di nuovo pollice e mignolo per la prima nota della quarta battuta. Adesso a sinistra estensione del pollice da solo, vedete? Immobili le altre dita e il braccio con il polso, mentre a destra tutte per il mignolo. Provo insieme. Al contrario adesso, tutte per il mignolo a sinistra,
pollice da solo per il destro, per il do della mano destra. Ecco, quando sono sicuro realizzo un po' più a tempo. Bene, questo è un momento, una fase molto delicati, quindi fare massima attenzione, prestare massima attenzione al controllo singolarmente delle mani con la prova delle estensioni e procedere con molta attenzione e calma, seguendo anche le combinazioni successive che in pratica si devono trattare nella stessa maniera con cui abbiamo trattato quelle del numero 11. Quindi procedete molto gradualmente, con molta attenzione, a esaminare le varie combinazioni e completate la pagina. Mettete un po' il metronomo per cercare di ridurre i tempi di reazione, cioè la mente deve velocizzare questi controlli in modo da avere poi una velocità che sia poi simile a quella velocità raggiunta negli esercizi di pagina 20 e anche successivi. Quindi tranquilli, calmi, adesso le mani fanno completamente due cose diverse e quindi molta attenzione. Per oggi è tutto, per la lezione quindi numero 9 di tecnica, vi rimando alla successiva e vi auguro come sempre buono studio e buona musica. Ciao!